attore, regista, commediografo. Tante cose hai fatto, voi mi sentite? Si sente l'impostazione dell'attore? O no? La voce si respira dal naso, la respirazione diaframmatica, allora la voce corre, questo dovremmo farlo basta che la fai uscire dalla bocca. Anche nei corsi di formazione per spiegare come si tengono le assemblee. Vabbè. Ciò detto, io ringrazio intanto la segreteria di avermi invitato. Basta, mi dicono da vedere qualcos'altro. No, porto ovviamente i saluti della struttura territoriale della Fabi di Monza e credo che, a dispetto di quanto ha detto Giuliano Sausa che se n'è andato, ma non c'è stato il matrimonio, io non so se ci sarà, io Banca Popolare di Milano, se ne è parlato, se ne parlerà ancora, tutto può essere al mondo, ma vabbè, tutto può essere. Io Banca Popolare di Milano, non si sa mai, oggi magari no, non è così, domani chi potrà dirlo, perché il nostro mondo ha un'evoluzione continua, il mondo delle banche in Italia ha un'evoluzione totale e continua, day by day, e quindi non sappiamo cosa capiterà domani. Se dovesse succedere, io so che conosco i miei polli della Fabi della mia banca e conosco anche i polli della Fabi di questa banca, diciamo che sono tutti personaggi di grande rilievo, personaggi molto capaci. Ivano Parola lo conosco da tanti anni, loro li conosco da meno, però sono persone estremamente capaci. Non a caso ho il mio prostituto e appena smetto io di fare il sindacato a Monza, lui andrà avanti a prendere il mio posto, ma al di là di lui le altre persone veramente, Beppe, che riconosco da mo, la Sara anche, sono tutte persone estremamente capaci e sarebbe un bel matrimonio da Banca Popolare di Milano, poi vedremo, chi vivrà vedrà. Vabbè, iniziamo con qualche appuntamento prima di fidanzarci. Io sto dicendo, si può fare anche del sesso che senza sposarsi, anche prematrimoniale si può fare, ma ci ho detto, vedremo, chi vivrà vedrà, ma la vostra banca è sicuramente una banca importante, un gruppo interessante, un gruppo estremamente importante nel panorama economico e finanziario italiano. Credo che anche la Fabi abbia una certa rilevanza, avete la sede un po' decentrata perché cazzo Montebelluna, come dire, è in mezzo ai bricchi per uno di Milano ovviamente, ma va bene così, nel senso che la vostra è una banca che è in crescita e la Fabi, questa banca è una Fabi in crescita, per cui buon lavoro a tutti voi, ringrazio ancora di essere stato invitato al vostro convegno, al vostro coordinamento. Mi sono piaciute molto gli accenni all'etica fatti dai due interventori che mi hanno che ho sentito con molto piacere, anche perché, è l'ultima cosa che dico, io sono un testimone da una dozzina d'anni di per banca etica, nel senso che io vado in giro a fare i banchetti, sono socio di una onlus che ha il bilancio della cooperativa sociale Filo d'Arianna legata alla Caritas di Milano, che è il bilancio sociale, quindi mi piace molto sostenere Banca Etica perché l'etica lì è veramente a portata di mano e la si vede tutti i giorni. Basta, vi dico tutto, vi ringrazio ancora. Ho avuto il piacere di ospitare il coordinamento femminile il mese scorso a Sab di Monza e avrò ancora il piacere di ospitare il coordinamento femminile della vostra banca fra 20 giorni circa.